Nord-Est, Luigi Baccialli aggredito in centro a Treviso da uno sconosciuto che accusava i suoi cani di aver fatto la pipì contro l'ingresso del suo palazzo quando è tornato indietro a pulire l'ira del residente che gli ha sbattuto la testa contro il muro. L'intervento della polizia che ha accompagnato Baccialli al pronto soccorso, il racconto del direttore, quell'uomo poteva spaccarmi la testa, da Stefani ai sindaci, decine di messaggi di solidarietà. Tragico frontale a Carmignano di Brenta nello scontro tra un'auto e un camion, morto un ottantenne, un altro anziano grave a Sarego davanti al municipio dove è rimasto ferito un ventenne. Nell'inchiesta sulla morte di Diana Canaverolo, accanto all'ipotesi dell'omicidio volontario su cui indaga la questura, emerge lo scenario alternativo dell'incidente coltivato adesso dalla famiglia. Le immagini della spaccata in pieno centro a Padova, nel mirino dei ladri un negozio di ottica, colpo da decine di migliaia di euro. L'amarezza della titolare non ci ha aiutato nessuno. Il governo blocca i fondi del Mose, ANCE e CGIL sulle barricate, un disastro. Il segretario veneto del PD Martella parla di fatto gravissimo e chiede all'esecutivo un dietrofront. Al Museo di Geografia di Padova un'installazione con oltre 50 mappamondi luminosi di epoche e colori diversi, una delle più grandi mai esposte in Italia. Buonasera e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali che parte dalla notizia dell'aggressione subita questa mattina in centro a Treviso dal direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, che ha rimediato un trauma cranico. Indaga sull'episodio la polizia, la violenza da parte di un residente del centro per futili motivi. Io ho sentito solo il tonfo e ho sentito un po' di gridare per la pipì, per la pipì del cane. Era una pozzetta così, poteva essere la voce della grondaia. È stata una reazione abbastanza pesante. Sì, secondo me sì. Prima il richiamo per un futile motivo, poi l'aggressione fisica ingiustificata quanto sorprendente. Vittima il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli mentre si trova a passeggio con le sue due cagnoline in via Cornarotta a Treviso. Una consuetudine questa prima di raggiungere gli studi televisivi di San Biagio di Callalta e iniziare la lunga giornata in redazione. Sono circa le 9 quando Baccialli viene raggiunto da un uomo in bici che si lamenta del fatto che una delle due cagnoline ha appena urinato sul muro della palazzina in cui abita. C'è chi assiste a parte della scena e conferma di aver visto il direttore tornare indietro. Lo ha visto, gli è andato dietro, l'ho preso lì di fronte alla grotta. Il signore è tornato indietro, tant'è che aveva la bottiglietta di acqua, lui non si era accorto. Baccialli quindi estrae la bottiglietta dell'acqua per ripulire, ma è in questo momento che l'uomo gli dice: ma cosa stai facendo? E dalle parole si passa alle mani. Afferrato per la testa, il direttore viene sbattuto contro il muro con violenza. È lui stesso a raccontarcelo in alcuni messaggi via cellulare. Poteva spaccarmi la testa, dice Baccialli, che però non si sente di aggiungere altro, ancora frastornato. Fatto sta che a soccorrere il direttore è una pattuglia della polizia. Si sono fermati due poliziotti che li hanno un po' separati. Bastano. Io non ho solo sentito un tonfo, probabilmente ha battuto sul portone. Sono gli stessi poliziotti a portare Baccialli in pronto soccorso, dove gli viene riscontrato un trauma cranico fortunatamente di lieve entità. Sul posto si reca anche il sindaco. Al direttore Baccialli è un augurio di pronta guarigione. Insomma, l'episodio che è avvenuto è spiacevole per le modalità e anche per le motivazioni, insomma, assolutamente banali, quindi un episodio ingiustificato che deve essere, ovviamente adesso deve avere delle conseguenze per l'autore, perché insomma sono comportamenti che in alcun modo non devono essere giustificati. La violenza deve essere sempre condannata e quindi insomma spero che ci sia la denuncia e il responsabile si assuma le proprie responsabilità. Questo dunque l'avete sentito anche la reazione del sindaco, e bipartisan è stata la solidarietà espressa al direttore di Media Nord-Est Baccialli nel corso di questa giornata. Un episodio inaccettabile da condannare senza esitazioni. Non è possibile essere aggrediti con quella violenza in pieno centro città, per giunta per un motivo futile, e finire in ospedale. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è tra i primi a esprimere solidarietà a Luigi Baccialli dopo l'aggressione subita in via Cornarotta, nel capoluogo della Marca, da parte di un uomo residente in zona che in queste ore si sarebbe rivolto al suo avvocato, pronto a fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Un caso che ha innescato
scatenato un coro di condanne bipartisan. Per Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, episodi come questo non vanno tollerati. Vicinanza anche da Andrea Martella con il Partito Democratico del Veneto. Può capitare a qualsiasi donna, qualsiasi anziana in pieno giorno che viene aggredita, non è la prima volta e questo ci fa molta paura. A me fa molta paura perché io cammino molto spesso in città da sola. Comunque auguri al direttore. Ribadisce l'impegno per la sicurezza e il rispetto della legalità il capogruppo di Fratelli d'Italia Casugana Guido Bertolazzi. Atto assurdo per Europa Verde AVS ed è netta anche la condanna della Camera del Lavoro, un attacco non solo a un singolo individuo ma alla nostra comunità. È fondamentale che tutti noi ci uniamo per difendere i valori di rispetto e civiltà che devono guidare le nostre interazioni quotidiane. Le parole della segretaria generale della CGIL trevigiana Sara Pasqualin. A Baccialli l'augurio di pronta guarigione anche da parte del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, perché possa tornare al più presto al suo lavoro con la serietà sempre dimostrata. Sulla falsariga i sindaci di Venezia Luigi Brugnaro e di Chioggia Mauro Armelao. E c'è anche la nota di ordine sindacato dei giornalisti. Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società. E non poteva mancare la solidarietà piena delle redazioni del gruppo Media Nord-Est espressa attraverso il proprio CDR. Chiaro che la questione pone svariati interrogativi di tipo sociale. Dimostra chiaramente come ci sia un rancore da parte di alcuni soggetti che vengono definiti dei più squilibrati, ma io penso sia un modus operandi che oggi esiste nella società. Aggredire l'altro non come forma di difesa di se stesso, ma aggredire l'altro perché l'altro rappresenta qualcosa, prima le istituzioni, poi i ruoli e ora anche al direttore Baccialli. Una cosa imperdonabile, ma soprattutto che rappresenta un rancore, a mio avviso, che esiste alle spalle di alcuni soggetti in questa società. Questa è la vera minaccia nei confronti della stabilità sociale. Rimaniamo nella Marca trevigiana col caso del quindicenne accusato di apologia del terrorismo. Mentre proseguono le indagini, il caso potrebbe arrivare in Parlamento alla Commissione Infanzia e Adolescenza, di cui fa parte la deputata trevigiana Marina Marchetto Aliprandi. Io la considero una situazione e una condizione inquietante, al di là della matrice. Gli estremismi, che siano da una parte o dall'altra, sono alquanto pericolosi e sarà mio dovere e mia responsabilità cercare di relazionarmi anche con i colleghi in questo senso per trovare, non dico una soluzione a questo, perché Dio solo sa cosa passa nella mente dei ragazzi e che cosa abbia portato anche a riuscire ad assemblare un arsenale, sembra, quindi estremamente pericoloso. E dicevo di riuscire a capire anche queste inquietudini da dove derivano, questa mancanza di dialogo, questa volontà di far del male. Ecco, senza dialogo esternare il proprio magari malessere nella lotta, nel far del male agli altri, ecco, una provocazione purtroppo disastrosa e disastrante per la collettività e per i ragazzi, io penso, che sono non il nostro futuro, sono il nostro presente, quindi sarà mia cura raccordarmi anche con la questore per capire maggiormente e cercare di arginare la situazione. Insomma, lei è pronta a portare un dossier a Roma, mi pare di capire, comunque aprire una discussione anche in commissione. Certo, anche in commissione. Adesso dobbiamo votare, infatti fino all'ultimo dell'anno sarò a Roma per il bilancio, ma quando riprenderemo i lavori e quindi avrò anche una relazione scritta sulla quale mi potrò basare, sarà mio dovere proprio cercare di approfondire la situazione nella quale, nostro malgrado, ci troviamo. L'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo, accanto all'ipotesi dell'omicidio volontario su cui continua a indagare la squadra mobile della Questura vicentina, emerge lo scenario alternativo dell'incidente coltivato adesso dalla famiglia e dal suo legale.
Per 2 settimane l'ipotesi dell'omicidio ha dominato il racconto pubblico sulla morte di Diana Canevarolo. Oggi però c'è un altro scenario che prende spazio nelle indagini ed è lo stesso legale della famiglia ad aprire a una possibilità finora rimasta sullo sfondo, che non si sia trattato di un omicidio. L'avvocato Cesare Dalmaso, che assiste il figlio Nicolò, invita alla prudenza. L'idea che ci siamo fatti, spiega, è che possa essere stato anche un incidente. Un'ipotesi che tiene conto delle condizioni di fragilità della donna, della sua salute e della possibilità di una caduta accidentale, magari provocata da un malore o da una perdita di equilibrio. Secondo il legale della famiglia, Diana potrebbe essere inciampata, aver urtato contro elementi rigidi del cortile o delle pertinenze condominiali, riportando ferite gravi senza l'intervento di terze persone. Una dinamica che all'inizio non era stata accolta né dai familiari né dagli inquirenti, ma che ora torna sul tavolo con maggiore attenzione. Resta il nodo centrale: stabilire l'origine delle lesioni. Saranno gli accertamenti medico-legali, le analisi tecniche e la ricostruzione degli ultimi movimenti della donna a chiarire se quei segni siano compatibili con una caduta oppure un'aggressione. Nel frattempo, il clima resta sospeso tra dolore e attesa. Le fiaccolate di Vo e Torre di Quartesolo hanno restituito il volto di una comunità che chiede verità, non scorciatoie. La procura continua a indagare senza escludere alcuna pista e oggi, più che mai, vale solo una certezza: la verità non si costruisce sulle emozioni, ma sui fatti. La cronaca di queste ore dalle strade, le strade insanguinate purtroppo del nord-est, una vittima a Cavallino Treporti nella serata di ieri. Nella notte siamo in provincia di Udine, un 36enne ha perso la vita a Castions delle Mura. Siamo a Bagnari Arsa, precisamente in via della Villa 55, esattamente dove è accaduto l'incidente di questa notte, nella frazione di Castions delle Mura, alla Civico 55. Una vettura si è schiantata contro il loro muretto, un impatto violentissimo che ha provocato la morte sul colpo del guidatore, un uomo colombiano residente a Palmanova di 36 anni che purtroppo non ce l'ha fatta. Un rumore assordante, un incidente drammatico. A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni, colombiano, Nuvar Kala. Vani i tentativi dei sanitari della Sores di rianimarlo. Con lui anche un'altra persona coinvolta, un altro cittadino colombiano di 32 anni che è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto pochi istanti prima della mezzanotte tra il 18 e il 19 dicembre a Bagnari Arsa. Al momento tutte le ipotesi sono ancora al vaglio dei carabinieri, ma sembra si sia trattata di una fuoriuscita autonoma. Sono però ancora da stabilire le cause. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Un incidente, come detto, drammatico che fortunatamente, visto l'orario, non ha coinvolto altre persone. Resta solo la tragedia e il muro dell'abitazione distrutto, con i proprietari che adesso si armeranno di tanta pazienza e lo ricostruiranno, consapevoli però che questo danno nulla è in confronto alla vita di una persona. No, ero fuori a cena con amici e sono stato chiamato da moglie per dirmi che avevamo una macchina, un'auto nel mezzo del giardino e quindi sono corso subito a casa. Sì, dormiva con la bimba, si sono svegliate di soprassalto. Un rumore immagino fortissimo. Sì, fortissimo, pensavo fosse come fuochi d'artificio, ma il tuono era talmente grande che si sono svegliate, così anche tutti i vicini. Sono corso a casa e qui c'era pieno di ambulanze, polizia, e non è bello vedere per tutte queste scene. Comunque sì, una grande paura. Per fortuna la bimba l'ha presa bene, è andata già a scuola, aveva voglia di fare la recita di Natale. Però vabbè, la vite vago di più del materiale, di quello del muretto, del coso del muretto, quindi...
E poi ci sono due incidenti molto gravi che in Veneto hanno interessato degli ottantenni, dei pensionati. Una donna di quasi 80 anni di Carmignano di Brenta è morta lungo la Postumia, grave il marito, è ritrasportato in codice rosso in ospedale, e a Sarego invece c'è stato un altro frontale, questa volta davanti al municipio. Il più grave è l'83enne alla guida. Sono ricoverati in gravi condizioni i conducenti di due autovetture che si sono scontrate frontalmente a Sarego, un uomo di 83 anni giunto a San Bortolo in codice rosso e un ventenne che ha riportato ferite più lievi. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via De Gasperi, lungo la provinciale 500, che è rimasta chiusa per permettere ai vigili del fuoco di estrarre l'anziano dall'abitacolo dove era rimasto incastrato. Le immagini della spaccata invece che si è verificata alle prime ore di ieri in pieno centro a Padova, un colpo al cuore del commercio cittadino. Mettiamo vetri antisfondamento, serrature particolari, ma non serve a niente. Se vogliono distruggono tutto. È amareggiata Donata Bino, titolare dell'Ottica Max in via San Fermo in centro a Padova. Nella notte tra mercoledì e giovedì due malviventi, come vedete nei fotogrammi delle telecamere di sicurezza, con una grossa pietra hanno sfondato la porta del locale. Una volta entrati si sono diretti verso le cassettiere in cui sono custoditi gli occhiali più preziosi, dato questo che fa supporre che il negozio fosse stato preso di mira già da tempo. Saremmo stati controllati precedentemente, magari sarà entrato qualcuno nel visualizzare la merce che noi trattiamo, siccome noi trattiamo un prodotto medio-alto, un prodotto di nicchia, quindi probabilmente sì, sapevano forse, però non puoi accusare nessuno. Un furto importante anche se non è ancora stato quantificato il bottino. Resta un'amarezza perché in prima persona sono 40 anni che mi impegno a far sì che la via sia pulita, che il negozio sia attraente, che ci sia la luce che serve anche a tutto il resto. Quindi no, stai male. Con le nostre vetrine illuminiamo la città, ci dice la signora Donata. Dobbiamo essere messi però nelle condizioni di proteggerci. Le belle arti non consentono di metterci in sicurezza. Questa è una cosa assolutamente che penso che dovrebbero rivedere un po', perché tutto il centro storico è messo così. Quindi siamo prede facili a qualsiasi attacco. Molta la solidarietà ricevuta, tanto da dover ricaricare il telefono 4 volte, ci dice con un sorriso. Questo le ha dato la forza di ripartire. Io ho reagito che la sera stessa era tutto perfetto come lo vede adesso. La porta sostituita, la vetrina rifatta e quindi andiamo avanti. Punto. Questa è la vostra risposta a chi sì, anche perché tanto non ti aiuta nessuno, quindi o ti dai una mano e ti fai, come si suol dire, ti giri le maniche, e se no. Aveva messo a segno una truffa a un'anziana con la tecnica del finto maresciallo. Un 35enne è stato arrestato a Padova dalla polizia. Per una banda sgominata dalla vasta operazione condotta dalla polizia tra Veneto e Campania, un'altra torna in azione a Padova. Il colpo ai danni di un'anziana di 74 anni è stato messo a segno mercoledì, quando la donna, che vive nel quartiere della Guizza, è stata raggiunta al telefono da un uomo che si è presentato come un finto maresciallo. Sua figlia ha causato un incidente, le serve subito il pagamento di una cauzione. Non si preoccupi, ci pensiamo noi, mando qualcuno ad aiutarla a raccimolare la somma. Neppure il tempo di mettere giù la cornetta che alla casa della vittima si è presentato un uomo che ha raccolto il denaro che c'era in casa, 350 euro, e tutti i gioielli per un valore di circa 25.000 euro. Appena l'uomo è uscito di casa, la donna ha capito cosa le era accaduto e senza timori ha chiamato la polizia. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un uomo che corrispondeva alla descrizione in stazione a Padova, dove aveva già in tasca un biglietto per Napoli. L'uomo è stato arrestato. 35 anni precedenti per rapina aggravata, furto e per una tentata truffa commessa a Treviso lo scorso 1 dicembre. Al termine del giudizio per direttissima, per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il denaro contante e i gioielli sono stati restituiti alla vittima.
Dalle imprese ai sindacati è rivolta a Venezia contro il congelamento dei fondi per l'attivazione e il completamento dei lavori del Mose. Il segretario regionale del PD Andrea Martella va all'attacco. Nel governo Meloni ormai regna, dice, il caos. Senza finanziamenti il Mose non può funzionare con buona pace della salvaguardia di Venezia. Sembra una banalità, eppure la possibilità è tutt'altro che remota, visto il congelamento dei fondi e la denuncia del Consorzio Venezia Nuova, che parla della necessità di 85 milioni, tra l'altro e soprattutto per i sollevamenti delle paratie e il completamento dei lavori. Trovo ridicolo proprio lo Stato, che è il proprietario dell'opera, abbia tolto i soldi per la sua manutenzione, per finire le opere che mancano pochissime per consegnare l'opera finita in tutta la sua interezza. Lo trovo indegno di un paese civile. Sindacato, chiediamo subito al governo di sbloccare quelle risorse. Il Mose va completato a salvaguardia della città e i lavoratori vanno pagati, vanno garantite le attività e soprattutto non può ricadere sulla città un errore di questo governo. Il senatore Andrea Martella, che ha interrogato in merito i ministri dell'economia e delle infrastrutture Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, parla di un fatto gravissimo. Non solo non si pagano le imprese, non si possono fare tutti gli interventi che sono già previsti nel cronoprogramma e nel piano Europa per la tutela della laguna, e anche ci potremmo trovare nella eventualità che il Mose non si possa alzare. Il malumore è molto alto perché, nonostante la sua importanza, il Mose non gode dell'attenzione economica necessaria, e a rivendicarlo sono le aziende che ci lavorano. Oggi siamo arrivati come imprese ad avere un credito maturato di 41 milioni di euro. Non è possibile pensare che le imprese possano fare da banca allo Stato. Politicamente, secondo Martella, quella sul Mose è una testimonianza lampante del caos che regna nel governo di Giorgia Meloni. I soldi per il ponte di Messina sono stati congelati. Alcune risorse che erano previste per quell'opera, che sono state messe in un altro emendamento che questa notte è stato ritirato, quella che prevedeva l'aumento delle pensioni, una cosa anche dell'età pensionabile, una cosa anche questa del tutto inaccettabile. La crisi politica ad Arzignano nel Vicentino: dopo che la giunta è decaduta, la prefettura ha annunciato ufficialmente il commissariamento del comune. Arzignano, dopo il terremoto politico con 10 consiglieri del comune che hanno dato le dimissioni decretando la decadenza della giunta, oggi la prefettura di Vicenza annuncia la sospensione del consiglio comunale in vista del suo scioglimento. Come previsto, è stato nominato un commissario prefettizio. L'incarico va a Teresa Inglese, che dovrà curare la gestione provvisoria del comune della città del Grifo. L'obiettivo è traghettare l'amministrazione di Arzignano fino alle prossime elezioni previste nella primavera del 2026, che decreteranno il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco. Voltiamo pagina adesso, andiamo al Museo di Geografia di Padova per un'installazione di mappamondi luminosi. Più di 50 mappamondi accesi nella penombra per invitare a rallentare, sognare e ripensare il mondo. È l'appuntamento presentato al Museo di Geografia dell'Università di Padova a Palazzo Wallenborg dal curatore Giovanni Donadelli, in mostra tutte le domeniche pomeriggio dalle 14:30 alle 18 fino all'11 gennaio. Eva Goodnight è un'installazione immersiva tra le più grandi esposizioni di mappamondi luminosi mai realizzate in Italia. Il pubblico è invitato a entrare in una simbolica camera da letto illuminata da globi di epoche e colori diversi. Questo è un globo che, come vedete, è in cirillico, che è stato acquistato online, usato chiaramente, da un ragazzo ucraino che vende questi globi che sono di produzione chiaramente russa. Vedete appunto i simboli che lo richiamano. Molto piccolo e molto comune, è stato uno degli oggetti, diciamo, che hanno accomunato l'infanzia di due popolazioni che oggi sono in conflitto tra loro e che invece hanno avuto diciamo, modo di sognare sulle stesse sfere. Un'esperienza che richiama i sogni di infanzia e l'immaginazione come forza capace di leggere e trasformare un pianeta segnato da tensioni e disuguaglianze. Questa collezione porta appunto a una stratificazione storica anche delle grandi trasformazioni che modificano i confini degli stati, ci consente di dire che nulla è fisso, nulla è dato e che forse anche i grandi conflitti globali che animano purtroppo le cronache contemporanee in realtà nascono da delle riflessioni e delle appropriazioni che forse possiamo discutere insieme per immaginare un futuro più inclusivo. Era l'ultimo servizio per questa edizione, adesso le previsioni del tempo, a seguire la nostra edizione di Venezia. Arrivederci.